Una tradizione che si ripete da tantissimi anni al punto che non sappiamo qual è il numero dell'edizione della fiera, lo dico ogni anno, quindi la chiamiamo col numero dell'anno, edizione 2019 quella di quest'anno. Una fiera che gira intorno alla tradizione, gira intorno alla nostra torta di San Biagio, che ho qua davanti a me, la faccio vedere, che è un prodotto speciale, tradizionale, tipico del territorio, un prodotto a marco Deco. Tra l'altro tra gli appuntamenti, lo ricordo per non dimenticarmelo, taglio della maxi torta a diametro 3 metri e distribuzione gratuita a tutti, quindi venite a trovarci. Una tradizione, dicevo, che si basa proprio sui prodotti del territorio, quindi abbiamo detto dolcissima, i dolci che sono tipici dalle nostre zone, non solo Cavriana, ma abbracciamo un territorio dei comuni di queste zone. Cibaria, perché non abbiamo solo dolci, abbiamo formaggi, abbiamo primi piatti, abbiamo tantissimi prodotti in questo territorio e vi invitiamo tutti, e qua per la maggior parte sono tutti esposti. E poi comunque una tradizione che si ripete perché le bancarelle, il mercato, nasce da, come succedeva con tante fiere, quella che era una volta una fiera agricola, che poi via via è diventata una fiera un pochino aperta a tutti e a tutti i settori. Tante le novità quest'anno, ne ricordo solo qualcuna. Abbiamo le visite ai bunker, quest'anno una novità, si potranno visitare, visita guidata, le soffitte di Villa Mirra, che è una cosa che credo non sia mai stata fatta visitare nessuno, quindi è una cosa molto importante. E poi tante altre cose, dal Biagino d'Oro a tanti eventi che abbiamo. La tradizione si ripete e quindi andiamo avanti e ne siamo contenti. La festa, perché per i cavrianesi sicuramente è più una festa. Esatto, infatti si vede dal numero di persone qui presenti oggi, non si lega soltanto giustamente a quello che sono, come dicevo prima, il cibo e tutto, ma anche alla tradizione stessa, soprattutto con le sue commedie teatrali. Avremo giustamente, perché bisogna accontentare grandi e piccini, anche le giostre che sono state disposte in piazzale San Sebastiano, e insieme alle giostre avremo anche i pony quest'anno, e ovviamente grazie ai maestri che saranno presenti i bambini potranno provare anche l'emozione di cavalcare un pony. Il ripieno dentro è fatto con mandorle, uova, zucchero, cioccolato puro fondente, la buccia del limone grattugiata e un po' di rum. Invece la pasta frolla viene impastata col vino bianco, farina bianca, farina gialla, burro, strutto. Il ripieno viene fatto il giorno prima perché deve amalgamare bene il prodotto, e il giorno dopo si fa la pasta frolla, si mette dentro il ripieno e poi si inforna, e così. Noi ambulanti l'abbiamo portata in giro a far conoscere e l'hanno apprezzata moltissimo. Qui a Cavriana abbiamo l'occasione di farvi visitare il rifugio antiaereo costruito nel 1944 qui proprio in paese. Abbiamo la possibilità di farvi visitare il buco della lumaca, che è una vecchia ghiacciaia del 400, e abbiamo la possibilità anche di portarvi sulla torre. Questo rifugio antiaereo è stato costruito nel 1944, voluto dal Podestà di Cavriana, e di conseguenza si diede l'idea di appunto la costruzione a questo ingegnere di Cavriana, che aveva già lavorato a delle miniere all'estero, per poter creare questo rifugio antiaereo.